Come si fa, voglio, ma come si fa a pareggiare con Genk? Con Genk. Come si fa a pareggiare con Genk, voglio? 0-0. Ma Milik che si è mangiato, Milik? Voglio, Milik che si è mangiato? Tiene la panza piena, Milik, che non è riuscito a fare nemmeno un gol che stasera. Mamma mia, Milik, ti hai divorato dei gol. Voglio, ma dei gol si è divorato Milik annanzi alla porta. Ma io non lo so. Sembri una foca, ti butta la capa così e non fa nemmeno un gol, la butta in coppa attraverso. Ogni volta che tira, non vira la porta. Che mi fa? Che mi fa capa tu, mi metti in una morsa a mi drizzare. Che t'hanno fatti? Non è possibile che sbagli ogni volta tutti i gol a quella maniera. Ogni volta annanzi alla porta sbaglia, sbaglia. Voglio, io lo dico sempre, ci vuole un attaccante che segna al Napoli, ci vuole un attaccante che fa gol. Non è arte sua, non è arte sua, non per questo sta facendo pochi. Mi dispiace, ma dopo l'infortunio non è più Milik. Ha fatto quei gol sì bellissimi su punizione, l'ha fatti qualche gol, voglio, ma sotto porta ne sbaglia troppi, ne sbaglia troppi e quelle palle gol vanno sfruttate. Voglio, non si può pareggiare col Genk. Vinci con il Liverpool e poi pareggi col Genk. Sono sempre le stesse cose quelle del Napoli. Non siamo cambiati come squadra, voglio, perché facciamo risultati con le squadre di alto livello, con alta qualità e poi si pareggia con la media squadra o con una squadra di medio qualità rispetto a noi. Voglio, non si possono perdere punti così. È inutile che vinci con il Liverpool e poi pareggi con il Genk. Voglio. Il Genk ne ha presi 6 dal Salisburgo e noi abbiamo fatto fatica a fargli un gol. A fare un gol abbiamo fatto fatica. Abbiamo fatto fatica a fare un gol. Poi non capisco una scelta da Ancelotti perché ha messo Milik in questa partita quando magari abbiamo Mertens che era in forma per tutto il campionato, è stato in forma. Io sarei partito con Mertens in campo. Non ho capito perché ha voluto mettere Milik. Ha voluto dare l'occasione a Milik. Non lo so. A me stasera non mi è piaciuto niente Milik, anzi, si è divorato troppi gol annanzi alla porta. Io mi aspetto di più da Milik, le potenzialità ce l'ha, ha fatto vedere che ce l'ha, però ultimamente sbaglia troppo sotto la porta. Quanti gol si è mangiato sotto la porta? Ma pure nel prepartita, nel precampionato, quando se ne è mangiato? Basta vedere anche quello col Barcellona. Di petto di palombo la butta sulla traversa. Ma quando se ne sta mangiando Milik? Anche Llorente, con tutto che giocatore molto forte nel proteggere palla, a far gol di testa. Voglio, ma a noi ci serve un attaccante che la butta dentro, un attaccante che si sa girare, che sa far gol. A noi ci manca tanto, uno come Higuain, ci manca un attaccante così, voglio. È inutile girarci intorno, ci manca un attaccante di spessore e di quella qualità, di quella tecnica, che sappia girarsi, sa saltare l'uomo e sa far gol. Uno che sa andare di testa ad anticipare, di velocità. Ci manca un attaccante così. Voglio un Milik rom casizza a mucche, voglio, dorme proprio. Poi una volta che le vanno i palloni in capo può far meglio in due occasioni, la butta sopra la traversa, voglio, la butta sopra. Poi è bello quella traversa che ha preso da terra, là non si può dire niente, ma quell'altri due se l'è divorata, se l'è divorati. Poi abbiamo dato una chance anche al Genk per vincerla la partita. Allan su quello scivolone che si è caputato in terra. Meno male hanno sbagliato anche loro. Meno male, se no si perdeva pure. Nonostante l'avremmo dovuta vincere con l'occasione, perché abbiamo costruito più occasioni da gol. Ma di tiri in porta più o meno pari, voglio, più o meno alla pari. Sicché il pareggio ci può anche stare per come è andata la partita, anche se possiamo rimpiangerci addosso quelle occasioni, gol che ha avuto Milik, che non l'ha saputo sfruttare. E mi pare giusto, no? Che Milik sbaglia. Poi giù, niente, non ci siamo. Bisogna vincerle quelle partite, bisogna vincere. Così come in campionato con il Brescia. Hai visto? Quelle, con le medie squadre facciamo fatica, con le squadre di alta qualità sembriamo un Barcellona, sembriamo. Che tra l'altro sta perdendo pure. Niente, vai giù. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il canale di Napuliell 87 ed iscrivetevi al canale. Buona serata a tutti amici da Napuliell 87 e forza Napalès.